L'intervento in particolare sarà riferito allo strumento principale a supporto di questo settore, che è il PR FESR 2021-27 del Veneto, che rappresenta tra l'altro il policy instrument identificato dalla Regione del Veneto all'interno del progetto CERRI. Quindi è questa la politica specifica sulla quale stiamo cercando di intervenire per migliorare le azioni proposte grazie alla collaborazione con altri paesi europei. Per prima cosa, due parole sulla contestualizzazione della Regione nei confronti delle imprese culturali e creative. La Regione concretamente lavora in questo settore da anni, lo fa da parecchi anni attraverso vari strumenti che passano dai progetti legati ai distretti culturali, al distretto culturale evoluto, a interventi per il settore. I più recenti sono quelli della programmazione FESR precedente legati alle imprese culturali e creative, ma come riconoscimento vero e proprio lo identifichiamo nella legge unica della cultura, la legge regionale 17-2019, una legge regionale recente che ha razionalizzato tutti gli interventi e le varie norme regionali che negli anni si sono susseguite a favore delle imprese, del settore culturale in senso ampio. Vedete qua tutte le tematiche che va a toccare. Questa legge permette alla Regione di fare una programmazione a medio termine su 3 anni attraverso dei programmi per l'appunto triennali e di migliorare già un passino avanti nel miglioramento della programmazione territoriale di settore. All'interno di questa legge quindi abbiamo delle novità importanti. La prima è un testo unico, quindi come abbiamo visto prima erano una pioggia di norme specifiche sulle varie tipologie di attività culturali o di istituti culturali, a una programmazione triennale, che poi viene declinato su piani annuali, ma soprattutto introduce un articolo al suo interno esplicitamente dedicato alle imprese culturali e creative. Quindi un riconoscimento, proprio cita esattamente, la Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative. Quindi per la prima volta in un testo normativo regionale viene dato pieno riconoscimento al ruolo della cultura sotto un profilo economico, sociale, civile, ma soprattutto economico del settore culturale, cosa che prima non trovavamo sostanzialmente da nessuna parte. Questo è l'intero testo della norma, il primo comma l'abbiamo già letto, e sono considerate imprese culturali e creative, fa una specifica sui settori di maggiore interesse per il Veneto e declina già l'elenco di quelli che sono gli interventi che la Regione ha messo o vuole mettere in essere a supporto dell'impresa culturale, per la nascita e lo sviluppo, per l'imprenditoria giovanile, per l'internazionalizzazione e per la collaborazione col sistema dell'istruzione, del formazione e il sistema produttivo. Quindi non solo una serie di interventi a modalità silos esclusivamente per queste imprese, ma anche degli interventi di rete anche con altri settori di sviluppo economici e di sviluppo del territorio. In primis appunto formazione, istruzione e produzione, ma non solo. Vediamo ricerca, innovazione, competenze e così via. Questo per una contestualizzazione generale. Come ho detto, il PR FESR è il principale strumento in questo momento che la Regione ha a disposizione per il supporto di queste imprese, principale strumento direi finanziario in particolare. Cos'è il PR FESR? Per chi non lo sapesse, ma mi sembra che tutti voi, vedendo un attimo, dando una scorsa all'elenco dei partecipanti, e molti dei partecipanti sono addirittura beneficiari dell'ultimo bando, quindi hanno avuto, se non lo sapevano già prima, hanno avuto modo di conoscerlo in maniera più che approfondita. Ad ogni buon conto, il PR FESR letteralmente è il programma regionale che attua il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR. È uno strumento di politica di coesione e promuove una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. E partendo da quella che era la declinazione dei 5 obiettivi prioritari della programmazione comunitaria 2021-2027 presentati dalla dottoressa Facci, il PR FESR riprende i 5 obiettivi prioritari declinandoli
a livello territoriale. Quindi dov'era un'Europa più intelligente e competitiva diventa un Veneto più competitivo e intelligente e così via. Lo strumento del PRFESR ha una dotazione finanziaria complessiva di oltre 1 miliardo di euro, quindi con un sostanziale aumento di quello che era la programmazione precedente e con un interesse rinnovato, confermato ed aumentato nei confronti del settore culturale. Se nella vecchia programmazione il settore culturale era annoverato solo per la nascita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative in un primo momento ed in seguito incrementato anche con degli interventi a favore del settore della produzione audiovisiva, con la nuova programmazione abbiamo la conferma dell'interesse nella priorità 1, quindi a supporto dell'impresa, ma la cultura in sé, anche attraverso le imprese culturali e creative, trova spazio anche nelle priorità 4 e 5, ovvero un'Europa più sociale e un'Europa più vicina ai cittadini. Soprattutto adesso andremo a vedere un attimo meglio cosa significa. Allora, questi sono, ve le faccio vedere velocemente, quelli che sono gli interventi in dettaglio previsti dall'attuale programma regionale. Sono previsti degli interventi per la digitalizzazione del patrimonio culturale detenuto da soggetti non pubblici. Questa azione verrà avviata non prima del 2025, quindi non andiamo a spiegarvela e tradurvela perché è ancora in fase di definizione. Questo perché in questo momento sono in fase di implementazione in tutta Italia i fondi legati alla digitalizzazione del patrimonio culturale detenuto da soggetti pubblici. Questo significa che sul tema della digitalizzazione, in particolare le imprese che si occupano di digitalizzazione del patrimonio sono particolarmente impegnate, direi quasi oberate di lavoro, perché non stiamo parlando di un numero immenso di soggetti che fanno questo specifico impiego e quindi abbiamo voluto dar respiro ai fornitori per creare anche un lavoro più efficiente, rimandando questo intervento, questa azione ai prossimi anni. Abbiamo un periodo di programmazione settennale e questo ci permette di distribuire le azioni in maniera razionale e complementare con altri strumenti presenti nel territorio. Abbiamo una conferma dei finanziamenti a supporto del consolidamento delle imprese culturali e creative, alla nascita delle imprese culturali e creative e alle produzioni audiovisive. I cosiddetti 1-3-11, azioni all'interno delle priorità 1-3 e in seguito 11, sono quelle che sono confermate dalla precedente programmazione, con un lieve incremento di fondi, in particolare per le produzioni audiovisive. Novità, ci sono dei finanziamenti, quindi la cultura interviene anche nella 4.6, che è un'Europa più sociale ed inclusiva, attraverso degli strumenti a favore della governance del patrimonio UNESCO e poi, come vi dicevo prima, trova spazio in un'Europa più vicina ai cittadini con il ruolo della cultura per lo sviluppo urbano sostenibile e delle cosiddette aree interne, che sono interne ma, tra virgolette, nella geografia territoriale possiamo chiamare anche periferiche. Allora, un piccolo dettaglio, non voglio andare troppo nello specifico su ogni azione per non farvi perdere tempo, però ho ritenuto di indicare, quantomeno per poi le slide che riceverete avere un promemoria, quelli che sono gli interventi un po' più dettagliati. Cosa vuol dire 1, 3, 11A in questo sistema di acronimi, numeri? Obiettivo prioritario 1, l'abbiamo detto già, è un'Europa più competitiva e intelligente. L'obiettivo specifico, la dottoressa Facci parlava anche degli obiettivi specifici, è il dettaglio. In questo caso il 3 è rafforzare la crescita sostenibile e la competitività, nonché la creazione di posti di lavoro. L'1-3, declinato al punto 11, sono gli interventi a sostegno delle imprese culturali e creative. Questo significa, come potete ben capire, che all'interno degli interventi del PRFESR a supporto del settore produttivo, dell'imprenditoria, sono state create, diciamo, delle riserve specifiche per alcuni settori che hanno delle caratteristiche particolari. Questo permette da un lato di garantire un finanziamento dedicato, quindi customizzato per il settore, che faccia riferimento alle peculiarità di queste imprese, dall'altro di riservare per l'appunto al settore una certezza di fondi dedicati. Sempre all'interno della priorità 1, come abbiamo visto,
vi è la priorità, l'obiettivo specifico 2, l'azione 2.5, che è quella dedicata alla digitalizzazione. Sempre lo stesso discorso di scatole cinesi, l'obiettivo prioritario 4 è un'Europa più sociale ed inclusiva, il 4.6 è l'obiettivo specifico dedicato esplicitamente a cultura e turismo a favore dello sviluppo economico, dell'inclusione e dell'innovazione sociale. Io credo, sono onesta, non ho mai fatto un approfondimento che il PR FESR del Veneto sia l'unico PR, quindi programma regionale in Italia, che ha previsto degli interventi a favore della cultura all'interno dell'obiettivo specifico 4.6 e l'ho fatto per l'appunto a favore dei siti UNESCO. Perché? Perché nei siti UNESCO si è rilevata una difficoltà, una problematicità nell'engagement dei cittadini, quindi la partecipazione attiva e l'inclusione dei cittadini nelle politiche di governance di questi siti, che hanno dei benefici ma al tempo stesso pongono dei limiti e degli obblighi alle aree interessate. L'obiettivo prioritario 5. Nella vecchia programmazione, per quanto riguarda gli interventi a favore della cosiddetta rigenerazione territoriale, la cultura non trovava spazio. Forte anche delle politiche a livello europeo e in particolare della New European Bauhaus, che riconosce il ruolo della cultura come fondamentale e strategico per la rigenerazione urbana, la cultura nella nuova programmazione diventa uno degli indicatori di riferimento per la definizione delle strategie di tipo urbano, che fanno parte dell'obiettivo specifico 5.1 e delle aree interne che fanno riferimento all'obiettivo specifico 5.2, quindi con caratteristiche diverse. Per quanto concerne l'obiettivo specifico 5.1, quindi le aree urbane, è in chiusura una lunga fase di progettazione concertata tra regione e aree, che ha messo insieme il lavoro di tantissimi settori differenti della regione nell'accompagnare le aree urbane, quindi aree estese, non solo i capoluoghi di provincia, ma aree estese, nella definizione di strategie di trasformazione e sviluppo sostenibile. Per quanto invece riguarda l'obiettivo specifico 5.2, sono in fase di definizione e presumibilmente per fine 2014 avremo i primi bandi dedicati esplicitamente a una valorizzazione territoriale basata su interventi a base culturale. Questo è quello che bolle in pentola in totale. Cosa abbiamo già fatto? Siamo stati tra i primi a partire, direi, non vorrei sbagliarmi, ma proprio il primo bando della nuova programmazione è quello che ha riguardato il supporto e il consolidamento delle imprese culturali e creative del Veneto. È stato approvato nella primavera di quest'anno ed è, come diceva il mio direttore in apertura, è già stato chiuso e i progetti sono in fase di implementazione. Tra l'altro, come dicevo, ne ho visti alcuni a oggi e uno anche già concluso. I beneficiari erano le medie e piccole e medie imprese, già operanti nel mercato, appartenenti al settore culturale e creativo. E il bando andava a finanziare innovazioni rispetto al prodotto o servizio offerto, ma non solo innovazioni, anche l'introduzione di modelli di business organizzativi dell'impresa. Quindi un'impresa non era strettamente vincolata a chiedere l'acquisto di macchinari, banalmente, ma poteva anche applicare a questo bando per una sorta di riorganizzazione aziendale che permettesse alla stessa di attuare sistemi di gestione più funzionali, più competitivi e più efficaci. E questo lo dico per sottolineare che rispetto alla precedente programmazione, in quella attuale abbiamo, dopo una lunga contrattazione, abbiamo avuto modo di poter applicare non solo i costi semplificati per la gestione di questi interventi, quindi andando incontro sia ai beneficiari che con dei meccanismi di costo forfettario sono facilitati anche in fase di rendicontazione, ma anche all'amministrazione regionale in fase di gestione. Infine, con la nuova programmazione per l'appunto abbiamo svincolato, cosa che avveniva in precedenza, i costi, diciamo, non strutturali, i costi di consulenze, da quelli di attrezzature, di acquisto di mezzi, attrezzature e strumenti. Questo perché
i soggetti che partecipano oggi del settore culturale e creativo sanno bene, spesso questo settore ha bisogno più di competenze che di attrezzature, per via della flessibilità del settore e della continua ricerca di innovazioni. Non sempre, ma spesso. Il bando, aveva uno stanziamento iniziale di 3.500.000 € e finanziava il 70% delle spese ammissibili, per progetti di valore complessivo compreso tra i 15 e i 285.000 €. Era un bando non a sportello, altra cosa sulla quale abbiamo cercato di mantenere, facendo comunque punto fermo con l'autorità di gestione e la commissione, perché in questo settore, diversamente da quello, diciamo, più generale dell'impresa, a nostro avviso non vale tanto la velocità di presentazione quanto la qualità del progetto presentato. Era valutato su 3 livelli: proponente, proposte e punteggi di premialità. Anche qui ci sono state delle innovazioni sostanziali rispetto al passato, perché le competenze e il valore culturale in termini di impatto del progetto presentato avevano un punteggio che pesava in maniera sostanziale nella valutazione. Come è andato il bando? Sono arrivate 300 domande, cosa che ha stupito, le autorità di programma, ma che non ha affatto stupito noi, perché era parecchio tempo che non uscivano bandi dedicati allo sviluppo di impresa in Veneto, mi sembra dal 2018, forse 19, e soprattutto perché post crisi, c'era bisogno di crescere e di recuperare il tempo perduto. Come abbiamo visto, l'analisi del progetto Cerri ha confermato questo aspetto. In secondo luogo, in Veneto sono presenti oltre 12.000 imprese culturali e creative, quindi il bacino d'utenza, era molto elevato. Siamo più che consapevoli che non tutti guardano la regione come, un soggetto in grado di dare supporto, perché comunque rappresenta le associazioni di categoria, le camere di commercio, Confindustria e tutti i soggetti analoghi, forse sono dei punti di riferimento più fermi. Però a fronte di 12.000 imprese e del momento particolare, noi non avevamo dubbi su un'affluenza abbondante. 285 sono risultate eleggibili. Questo significa che 285 imprese su 300, nonostante la difficoltà, i vincoli che poneva il bando, che per chi per voi l'ha letto, può rendersi perfettamente conto di quanto complicato e complesso fosse il bando, sono riusciti a passare indenni. Delle 285 proposte, arrivate alla commissione di valutazione, alla commissione tecnica, 170 però sono risultate inammissibili, probabilmente per 2 motivi. Uno, perché il bando appunto era difficile da capire, quindi non era facilissimo. In alcuni punti, avendo introdotto dei nuovi elementi, forse non era stato abbastanza chiaro. Sotto altri aspetti, era stato comunicato molto poco, perché essendo uscito per primo, non avevamo avuto il tempo di dialogare molto con il territorio per presentarlo, è stato fatto solo un evento di lancio. E in secondo luogo, la fame in questo momento ha portato a domande forse troppo veloci, troppo rapide, che non hanno investito tempo per la presentazione. Un problema grosso è stato quello legato proprio all'impatto culturale, il nuovo criterio introdotto. Di queste 170 proposte, delle 185 proposte, però 115 sono risultate ammissibili e oltre la metà di ottima qualità progettuale. Solo 33 tuttavia, per l'importo stanziato, che era pari a 3.500.000 €, hanno avuto accesso al finanziamento. 32,5, perché dicevo la 33esima ha avuto solo una quota. La giunta regionale ha pertanto condiviso e deciso di accrescere, anticipare la disponibilità che c'era per questa azione, e con delibera 1515 adottata durante la giunta regionale di lunedì, quindi notizia freschissima, e incrementare lo stanziamento della graduatoria con ulteriori 3.500.000 €. Questo, come ha già anticipato la dottoressa Bressani, permette di scorrere la graduatoria già esistente, già approvata da AVEPA, che è il nostro organismo intermedio per la gestione, di un'altra trentina di posti.
Non siamo in grado in questo momento di dirvi esattamente quanti posti verranno scorsi e soprattutto se ci saranno problemi, perché tutta la fase di istruttoria è in mano da Veppa. La delibera è stata adottata lunedì, come vi dicevo, visti i tempi brevi di realizzazione, perché i progetti dovranno essere chiusi per vincoli di programma entro il 30 settembre 2024, e siamo abbastanza ottimisti che Aveppa a breve pubblicherà la nuova graduatoria aggiornata con l'ammissibilità dei progetti. Per noi è una cosa molto importante perché dopo questo periodo, diciamo un po' a cavallo delle due programmazioni, con il problema della pandemia che ha pesato molto sul settore culturale nelle sue varie forme, investire 7 milioni di euro nel nostro territorio vuol dire dare un segnale, a nostro avviso, concreto, tangibile e speriamo efficace per la ripresa e lo sviluppo. Cosa è in arrivo? È in arrivo un bando nel primo semestre del prossimo anno per la nascita di nuove imprese. Anche questo tipo di bando era già stato proposto nella vecchia programmazione. Con la nuova programmazione cosa cambia? Cambia che lo stanziamento è un po' più basso nel nuovo periodo. Questo è legato a quanto detto fino adesso, ovvero che usciamo da un periodo di crisi. Ieri si affrontava l'argomento durante un seminario di una fondazione territoriale che è giusto investire nel territorio, ma è giusto investire nel territorio garantendo anche una sostenibilità. In questo particolare momento, investire molto sulla nascita di nuove imprese senza avere certezza della capacità di sostenerle lungo il percorso, tutte nel caso in cui lo stanziamento fosse stato ulteriore, sarebbe un po' scommettere sulla vita di altri. Per tale motivo lo stanziamento complessivo del programma a supporto della nascita di nuove imprese attualmente si attesta a 2 milioni di euro. Il primo bando sarà per 1 milione. Chi può partecipare? Potrà partecipare. I promotori di impresa, ovvero le persone fisiche che hanno l'obiettivo di creare nuove imprese culturali. Non c'è il vincolo di essere già costituite o di costituzione, si attendono i risultati del bando, quindi ovviamente un soggetto che presenta domanda, fin tanto che non ha la conferma di finanziabilità, non ha il vincolo di costituirsi come impresa. E possono partecipare anche le micro, piccole e medie imprese, possiamo dire appena nate, ovvero che sono costituite da meno di un anno, e stiamo definendo se dalla data di pubblicazione del bando o di apertura dei termini. Stiamo parlando di pochi giorni di differenza, quindi però è un dettaglio importante. Questo perché? Perché già nel precedente bando erano ammissibili le imprese costituite con almeno un anno di vita. In corrispondenza, quelle sotto l'anno, per così dire, di vita sono considerate ancora in piena fase di avviamento e quindi ammissibili a questo tipo di interventi. Cosa andiamo a finanziare? C'è un nota bene, ovviamente la nascita di nuove imprese culturali. Imprese. Per quanto riguarda il consolidamento, erano considerate imprese culturali anche soggetti non costituiti ai sensi del codice civile come impresa, ovvero, per fare un esempio, associazioni o fondazioni, purché queste ultime esercitassero un'attività economica verificabile, e questo veniva verificato attraverso l'iscrizione delle stesse al repertorio economico e amministrativo detenuto nelle Camere di Commercio, ovvero il REA. Per quanto riguarda la nascita delle nuove imprese, per vincoli di monitoraggio degli indicatori di output, abbiamo verificato già nella vecchia programmazione, confermato nella presente, è necessario che i soggetti proponenti, in caso di successo, si costituiscano come imprese ai sensi della normativa italiana del Codice Civile. Anche in questo caso le spese possono riguardare acquisto di attrezzature, consulenze, personale, voce di costo che nella vecchia programmazione non era prevista, ed altri costi per una quota però residuale, percentuale. Vengono adottate modelli di costo semplificato, quindi per semplificare al massimo la rendicontazione del progetto, che permettono, come dicevamo, di non avere un rapporto
diretto tra voci di spesa, tra le 2 voci di spesa principali che sono attrezzature e consulenze. Quindi, legato in base alla tipologia di attività che l'impresa vuole avviare, potrebbe essere preponderante la voce di spesa delle attrezzature o quella delle consulenze e non va a rilevare purché siano dentro i criteri di ammissibilità. Quanto finanzia? Lo stanziamento è 1.000.000 €, come dicevo, dovrebbe essere, questi son dati che stiamo ancora definendo perché il bando non è pronto, il 70% delle spese ammissibili con un contributo massimo erogabile che sarà sicuramente inferiore uguale ai 100.000 €. È ridotto rispetto alla precedente programmazione dove il contributo massimo arrivava a 200.000 €. Quindi, abbiamo razionalizzato anche questa aspetto. La valutazione è uguale per macro aree a quella delle imprese culturali e creative, quindi è una valutazione di merito e non di ordine d'arrivo, non è uno sportello, ma ci sarà una commissione di valutazione che valuta anche in questo caso proponente, proposta e premialità. Anche in questo caso rispetto alla programmazione precedente, elemento principale sarà dato dall'impatto culturale dei progetti imprenditoriali presentati. Tempistiche. Il bando dovrebbe essere lanciato entro il primo semestre del prossimo anno. Forse il primo trimestre, ma non siamo ancora in grado di confermarlo perché l'uscita dei bandi è vincolata a degli equilibri che coinvolgono non solo la nostra struttura, e l'autorità di gestione, ma anche un organismo intermedio che è responsabile della gestione del bando e dei vincoli di bilancio che sono legati ai flussi finanziari, essendo che il programma regionale FESR attiva diversi bandi in corso d'anno. Tendenzialmente il bando dovrebbe rimanere aperto 2 mesi e il tempo per l'istruttoria è di massimo 90 giorni, quindi 3 mesi. La durata dei progetti dovrebbe assestarsi tra i 12 e i 18 mesi, dato da confermare, sempre legato ai termini di uscita, del bando stesso. Queste erano le informazioni, io vi ringrazio per l'attenzione, interrompo la